sono cadute in questo periodo tutta una serie di questioni sul problema dell'ospedale e quindi del polo ospedaliero. Si sta concentrando, noi abbiamo firmato una convenzione per il polo ospedaliero, il centro ospedaliero unico, e si sta concentrando sulla stampa un dibattito politico di cui sono intervenuti tutti i sindaci del centro-destra del San Donatese. Non è intervenuto nessun sindaco del portoghese. Il commissariato San Michele, il commissariato Portogruaro, il prefetto non può fare politica, non può avere discrezionalità, non può usare i soldi dei cittadini. È un funzionario come può essere il dirigente di un comune che normalmente opera con le questioni ordinarie, non di scelte politiche, non le convengono. E quindi corriamo il rischio che tutto il dibattito di questi giorni sia incentrato sull'ospedale unico e tutti si cambiano San Stino, Ceggia, Torre di Mosto come sede di ospedale unico, che se tutto va bene ci vuole 20 anni, senza concentrarsi sulla riorganizzazione di due ospedali, uno a Portogruaro e uno a San Donà, e rimette in discussione Jesolo e Rizzola. Di tutte queste questioni nessuno ne parla, il commissario non lo può affrontare, ma quello che è più grave, non affrontando il problema del polo ospedaliero, non si affronta il problema delle dismissioni delle proprietà dell'UIS, ospedale vecchio, dispensario, consultorio di via Foscolo, che impedisce alla Regione Veneto di iniziare a realizzare i 120 posti di residenza sanitaria assistita. E quindi noi correremo il rischio che gli altri comuni vanno avanti su questa positività e per effetto del commissario corriamo il rischio che tutto verrà rimandato da 1, 2, 3 anni. Poi sapete che con la crisi economica che c'è, con i pochi soldi che ci sono, se perdi il treno corri il rischio poi di perderlo in maniera definitiva, perché cambiano i momenti, cambiano le situazioni e cambiano i problemi. Sull'ospedale, la domanda rispondo in modo diretto. Noi come conferenza di sindaci abbiamo licenziato una proposta di riorganizzazione ospedaliera che interessa l'ospedale di Portogruaro, l'ospedale di San Donà e l'ospedale di Jesolo, per non lasciare sempre lì il problema sul tavolo senza mai affrontarlo. Non si capisce perché, anzi adesso dico perché secondo me quella proposta legislativa che era frutto del lavoro fatto dai sindaci prevedeva la razionalizzazione dei servizi, la risoluzione di alcuni problemi di liste d'attesa, un'attenzione particolare sui pronti soccorso e anche cominciare a costruire zone di eccellenza. Se non mi ricordo se era prevista solamente una chirurgia e 2 medicine, da una parte ci andava l'ottorino laringoloiatra, dall'altra parte ci andava ortopedia, da un'altra parte cioè sostanzialmente abbiamo fatto uno sforzo di riorganizzazione che non era quello definitivo, ma era quello che ci poteva aiutare a cominciare a dare sicurezza ai cittadini rispetto alla sanità. La proposta è stata mandata alla giunta regionale, che io ho la netta sensazione che prima delle elezioni regionali non verrà affrontata. Si prenderà tempo, si discuterà eccetera. Ma quello che è più grave è che si sta parlando di ospedale unico. Allora sui giornali in questi giorni, tutti i giorni c'è un articolo sull'ospedale e tutti stanno parlando di ospedale unico. L'ospedale unico, se tutto va bene, potrebbe anche essere una soluzione, ma una soluzione che forse se si potrà realizzare, si realizzerà fra 20 anni, 10 anni, 15 anni. Noi abbiamo dei problemi urgenti da affrontare oggi. C'è il problema dell'ospedale di San Donà che ha dei problemi più grossi di quelli di Portogruaro, ma noi abbiamo problemi grossissimi da risolvere, da affrontare. I sindaci hanno tentato di affrontarli con i limiti che la legge regionale, le schede sanitarie sono datate nel 2002, che ci sono problemi di risorse, che ci sono problemi di primariato, che non ci sono neanche quando fanno i concorsi, e che c'è una competizione forte tra San Donà e Jesolo e ci sono tutti i problemi legati a Rizzola. E mentre per quanto riguarda la politica di Jesolo sta con i denti e con le unghie cercando di tenere l'ospedale di Jesolo, e come a Rizzola, che è una casa di cura privata, con i denti, con le unghie,
sta cercando di mantenere il proprio ruolo. Mi pare che non percepisco che a Portogruaro nessuno di quelli che si occupano di sanità, dal mondo associazionistico al Tribunale dell'Ammalato, io in questi giorni non sento, nonostante le riflessioni che faccio, poi con il rischio anche di essere sovraesposto perché interviene tutti i giorni, dove dice, quando ho detto 4 volte, questa è sempre la solita roba, si deve candidare a sindaco, e quindi la gente dice, vabbè, questo qua sta dicendo ormai è sempre le stesse cose e non hanno più un peso. Abbiamo sollecitato associazioni di volontariato, associazioni sanitarie, Tribunale dell'Ammalato, forze politiche di intervenire. Mi pare che c'è il silenzio assoluto. Cioè, non mi pare che stiamo assistendo a una cosa molto grave rispetto all'ospedale.